Un evento straordinario, siamo passati da una siccità importante a una grandinata che ha messo in ginocchio tante delle nostre aziende agricole. 500 le aziende che tra ieri e oggi hanno segnalato danni di entità diverse in seguito al nubifragio che si è abbattuto sulla pedemontana, da Fregona a Vittorio Veneto passando per Cisone e Miane. Una fascia ristretta, insomma, che però dove ha colpito in modo molto pesante. Un'area ristretta che ha toccato fortunatamente una parte ridotta rispetto al totale delle aziende, ma quelle investite dalla furia della grandine hanno registrato in alcuni casi perdite ingenti. La stima approssimativa dei danni è di circa 2 milioni di euro, con perdite di raccolto per seminativi, ortaggi e frutteti che vanno dal 10% fino ad un massimo del 90%. Per qualcuno un'annata insomma è andata in fumo in pochi minuti. Le zone colpite sono colpite e basta, è importante riuscire a recuperare i capi e frutto per il prossimo anno. Le grosse dimensioni dei chicchi di ghiaccio hanno colpito a macchia di leopardo coltivazioni di mais, patate, distruggendo serre di fiori e verdure. Ne andiamo dai vigneti, in questa zona anche gli oliveti e anche culture orticole. Per le aziende colpite in maniera meno pesante è necessario cercare di salvare la stagione già segnata dalla brina prima e dalla siccità poi, considerando che le violente piogge di ieri non hanno di certo risolto quest'ultimo problema. Gli imprenditori agricoli sono impegnati nell'irrigazione dei campi, nell'irrigazione di soccorso, per cercare in modo di portare a termine il raccolto così importante per loro, per le nostre aziende. C'è poi un altro pericolo che rischia di aggravare ulteriormente la situazione. Le muffe che colpiscono le piante e nelle ferite sono più aggressive e quindi più difficili da controllare.